Buonasera a tutti, BCTV, il tenore di oggi, die de 8 del suo mese febbraio 2026. Bene, cominciamo diretto a dare una cartella a salire, come si presenta, Paco per manco che è Erisi, cocolato ma che incarchi tretto del Biaitino, e poi insomma Juventus un pacco l'acelato però un pacco Bergamo. Ecco, questa è un'altra videata, un poco più larga, appunto, come testo di Saida. E di molto non era su Saravallo era un'arata mezzo calcolato per tutto il dia, in pratica, 12 gradi di temperatura massima, 6 gradi di temperatura minima. E di Moscrasa, Giovia e Torra Abba. Tanto può cambiare. Praticamente Abba per tutto il dia e pezzi che lo spennete un pacco verso la Sunnic, ma poi torna a cominciare che grado temperatura massima, 7 gradi temperatura minima. Colamo a San Nova da Sadie, beh, schitte che pentolaccia o patenossa si è stata spostata, è stata fatta sotto la matessedia ed è si è sfilata, che è praticamente su 21, sabato 21. Poi Bosamento che il su Salone de Sariston sono stato da Zapato lo questo bonetteggio a cuffia e questo paio di sale de vista che lo perdito petata a Cristian Farina. Poi i sostiglieri dei Pigozzi invece hanno perduto un'orizzina, una che è custa, che è la tazzapata, che la picchiata in nie a sostiglieri del Pigozzi oppure che la ponza sta in sa cassetta di sa sposta, che le fa che in anonimato del BCTV via Salvemini numero 11. Bene, avete visto che in BCTV avete sul conto del soldo simulacro di Santa Sofia conta di una carta che battapido tra Don Antonio Maria Pala, rettore dei Goreai e amministratore della Cappella di Santa Sofia, e Giacinto Filippi, commerciante vizichesu. Questa carta è stata in Oliena il 31 di maggio 1808. Dal suo libro questa carta è stata piccata oltre il mare di Sardegna, storia di mercanti e patroni tra il XVIII e il XIX secolo di Salvatore Moredu. A questo conto devo aggiungere che è intervenuto Pino Rana, che ha nato che la statua di Santa Sofia che come su miracolo l'ha restaurata isse, l'ha rinnovata che Haiti metta male posta, insomma è una statua dell'Inna, il Minarana che prima Haiti in Santo Cosimo e Damiano, una creieda che Bahia ha avuto su miracolo in questa zona dei Cue, come bisogna solo le fondamenta, e poi è stata collita e spostata a San Salvatore, a Sacreglia di San Salvatore, la Creia Vezza di San Salvatore. E da qui poi, che hanno la Creia Vezza, insomma, che ruta, l'ha piccata a Sumeracolo, ed è Galenie Sumeracolo. E Pino Rana contata chi hanno restaurato la statua di Santa Sofia, non giochiata né sa palma che devia giocare sa mano o destra, né manco sa mano, cioè le mancaia sa mano in trea. Stanno sa mano è stata da Giulio Pitalesi, dal sobbiato di Giulio Pitalesi, è così che scolpia sa scozzichina, si acchiata lavoro in linna, insomma. Su incarico di Maria Turtas, che ha dato questo incarico di questo restauro a sa statua di Santa Sofia. Sa mano però con Pinorana è troppo manna rispetto a si statua, insomma, e quindi di che era stata fatta, che è disponibile fino alla bilaterale a saldare con sa mano, così qualcuno là che ti ha fatto riferimento a scolpitore dell'Inna che però invece non è stato via, lo decurso, a che riferimento a Rodedu, a Giulio e poi viene a su Zoppedro
carzulaio, ma purtroppo non lo usamos più questi scolpitori dell'Inna. Vabbè, quindi oramai è stato Ergai e Gai penso che a arrestare non nisco, diciamo, poi a te sacrea a decidere. Bene, andiamo da innanzi e fai da molde altre, ed è preciso commentiamolo il Sol Giornale. Questa è la Nuova Sardegna, prima pagina, il Consiglio regionale in campo contro il 41 bis. Intervista al presidente Comandini, no all'isola carcere, un dovere per i sardi. I redditi dei consiglieri regionali, il Paperone è Giuseppino Cano, Sinistra Futura. Tra zuppe e minestre, il trionfo della semplicità. La nonnina della Sardegna ha festeggiato 111 anni. Luisetta Mercalli ha superato 2 pandemie. L'isola e le sue difficoltà si colgono solo vivendole. Questo è un signore, insomma. L'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Batturi racconta il suo rapporto con l'isola e con i sardi e la loro fede, un rapporto intimo e intenso, anche una testimonianza profonda di chi ogni giorno vive il territorio e ne conosce i problemi. Bene, coliamo la prima pagina dell'Unione, ecco qua, l'isola si scopre terra di single, l'economia si adegua subito, cambia l'offerta dedicata a chi vive da solo, cioè praticamente la famiglia di una lunga persona e pare che sia in tanta. Gessa non è più assessore, vuole essere largo, è stato dimesso, reddito dei consiglieri, i primi sono 2 medici. E poi abbiamo un articolo di fondo di Ciriaco Fede, l'intervento e di realtà e speranze. Questo è un articolo che non riguarda, quindi voglio leggere l'Einstein Telescope, riassunto, il progetto è oggi nel pieno della fase preparatoria, in quanto la decisione sul sito in quanto la decisione sul sito e sulla geometria dell'osservatorio sotterraneo è attesa tra la fine del 2026 e il 2027. I vari team, si parla di circa 1900 ricercatori da 23 paesi, stanno dunque approfondendo i vari studi di fattibilità relativi alla caratterizzazione geologica, sismica e idrogeologica, agli impianti ambientali, alla sostenibilità socio-economica dell'iniziativa. Entro fine 2026 dovrebbero essere pronti i bid book, ovvero i dossier di candidatura per il confronto finale. Le candidature sono 3: Euroregione, MES-RIN, al confine tra Paesi Bassi, Belgio e Germania, Sosenato in Sardegna e Lusatia in Sassonia, Germania. Si prevede che l'impianto venga costruito da circa 200-300 metri di profondità e abbia bracci di 10 km, la sua forma a triangolo, equilatero oppure configurante configurazione a doppia L e ancora la configurazione in valutazione. La costruzione e messa a punto dell'osservatorio di onde gravitazionali richiederanno circa 8 anni di lavoro ed il ricorso ad aziende internazionali specializzate. A regime la gestione e la ricerca vedranno coinvolti circa 3.000 tra tecnici e scienziati. Dalle ultime notizie pervenute, la candidatura della Sardegna appare tuttora solida e competitiva per quanto riguarda la caratterizzazione geologica, sismica e idrogeologica, mentre crescono dubbi sulla sostenibilità tecnico-sociale. E lo richiamo Allegri, satira, pagina. Allora, in parole povere, mentre la località di Sosenato non sembra ideale da un punto di vista scientifico, la Sardegna è svantaggiata da un punto di vista infrastrutturale, dalle scarse possibilità di accoglienza, dalla ridotta ricerca. Il parere di diversi scienziati su soluzioni condivise
o complementari si sta imponendo. Ancora in parole povere, l'idea di un telescopio da una parte e della ricerca dall'altra, collegati in remoto, sembra ormai entrato nella visione comune. La dichiarazione di intenti, firmata tra Sardegna e Sassonia per una collaborazione scientifica aperta a considerare la WAL dell'impianto suddivisa fra due località, va in questa direzione, ma va letta e valutata con attenzione e realismo, senza toni trionfalistici. Il nostro bassissimo rumore sismico, la qualità della nostra roccia, la limitata presenza d'acqua e la ridotta sensibilità densità abitativa, elementi critici per gli obiettivi di captazione delle onde, si scontrano con l'insufficienza di affidabilità del sistema Sardegna, del suo complesso, e con il rarefatto, se non inesistente, tessuto di ricerca alle spalle. Lasciando ai politici attuali l'ipotesi di dare casa all'intero progetto, di nutrire migliaia di famiglie di scienziati e di lanciare giovani sardi sul palcoscenico scientifico internazionale. La realtà che si sta configurando è una soluzione dove anche le due L del telescopio saranno probabilmente allocate in due siti diversi per motivi politici o di suddivisione del rischio. Che cosa rimarrà in Sardegna? Senza capacità tecniche realizzative, senza diffuse eccellenze scientifiche, potrebbe ancora essere rilevante a fronte della presente situazione di drammatico degrado e potrebbe comunque svolgere un effetto leva di rilancio per l'economia sarda, la sua idoneità idrogeologica e geologica. Ma questo futuro richiede oggi un totale cambio di passo, di grinta e di efficacia e una capacità di visione che non si avvertono né vicini né lontani. Mentre si stanno preparando i dossier di candidatura e sono in corso proprio oggi gli studi di fattibilità, il 2026 sarà decisivo. Le dichiarazioni che si raccolgono in casa seguono purtroppo cliché deludenti. Accordo importante, fondamentale, avviare un percorso di pianificazione, opportunità di crescita strutturale, tutto quello che serve si farà. Queste sono tutte le cose che non hanno nel politico. È necessaria la formazione dei giovani, eccetera, eccetera, eccetera. È vero, invece che il tempo passa veloce e, come dice Confindustria, non ci sono novità significative sul fronte delle azioni di contesto, delle infrastrutture e dei servizi che sono indispensabili per un progetto come ET. Tantas paraulas è fatto lo zero. Ancora una volta ci beiamo dei doni dattici da Dio e ci accontentiamo di chiacchierare, incapaci di capire cosa bolle in pentola fuori dei nostri confini, di competere con i migliori, di realizzare un futuro che cambi le cose della nostra povera Sardegna. I nostri giovani faranno i manutentori degli impianti, i guardiani notturni, i corrieri, i camerieri delle trattorie e forse, leggo in cronaca, apriranno altre edicole di ritorno. Sembra sempre con l'augurio di essere smentito, cioè praticamente a Saine Hakim Sozzerachedoso e Sosatilos invece Achene Solmerese, tassa solita, tantas paraulas, tantos convegnos, eccetera, eccetera. E poi però non vi hackene nulla. E inoltre torniamo a Saint State Telescope, motore di impresa. Ecco una delle frasi che ho citato, insomma. Ci calerà, allora, calera di commercio, vabbè, non comprendo. Un'opportunità concreta, favoriremo l'aggregazione. Tutte queste frasi che
Offedo ha citato: sulle onde gravitazionali viaggiano opportunità di crescita per le piccole e medie imprese. Sardegna Ricerche lancia un bando da 4 milioni di euro per inserire le realtà produttive locali nella filiera dell'Einstein Telescope. L'obiettivo è trasformare le imprese del territorio nei fornitori ufficiali del più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo. In ballo ci sono contributi a fondo perduto da 20.000 a 200.000 euro per coprire i costi di personale tecnico specializzato, acquisto di macchinari e consulenze avanzate. Vabbè, speriamo, complottistas permettendo, naturalmente. Contos, Faedos e Storia a scuola, rassegna letteraria a Loggiano. Una bella iniziativa, questa all'ITC, parte un ciclo di incontri su storia e identità sarda. Complimenti. Allora, inocchiamo l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Luigi Giorgiano si conferma un vivace crocevia culturale grazie all'avvio di Contos, Faedos e Storia, la rassegna letteraria promossa dalla sua biblioteca scolastica, con una semplice serie di incontri, ma un vero e proprio percorso di orientamento e crescita che mira a connettere gli studenti della scuola siniscolese diretta dal preside Michele Carta con l'identità storica e sociale della Sardegna. Il tutto attraverso la voce dei suoi protagonisti letterati. Il sipario si è alzato giovedì 12 febbraio con un ospite d'eccezione, il giornalista e scrittore Vindice Lecis, di fronte agli studenti del triennio di sistemi informativi aziendali di una terza e di 2/5 del turismo e dell'amministrazione, finanza e marketing, l'autore ha presentato il suo romanzo storico Arbaré. Vincenzo Lecce, questo è un romanzo storico, insomma, incredibile. Arbaré, le avventure del capitano Montonaro, edito da Condaghes. Va bene, e terminiamo su dei gui. Complimenti a Vindice Lecis, che è bravissimo. Ve lo sapo tutto sul libro di Vindice Lecis, tutto lesso naturalmente. I cavalli non sono carne, la legge contro il macello approda in Parlamento. Gli equidi sono animali da affezione. Iniziato l'iter in aula, proposte bipartisan di esponenti di centrodestra, AVS ed M5 Stelle può vietare la macellazione praticamente adesso scandalo, ecco. A Sassari la fettina è tradizione, senza di lei non è più arrostita. Macellaio e ristoratore sorpresi dalla possibilità che venga vietato, e cioè praticamente macelleria equina a Tancata, ecco. Poi vabbè, è chiaro che tutti gli animali hanno bisogno di attenzione, non si comprende, poi te può certo bisogna l'attenzione, può non bestia l'attenzione, insomma, l'animale sono tutto canto all'essere vivente, ma non che gli entrare in questa polemica. Dire no all'isola carcere è un dovere di tutti noi sardi. Il Presidente del Consiglio Piero Comandini auspica un voto unitario. Lo statuto per opporci al governo, lo statuto per opporci al governo, il Parlamento non potrà ignorarlo. Vabbè, lo statuto per opporci al governo è da carenare, non ho compreso. Per usare lo statuto va bene, carenare scusa, ma il sottotitolo non è che siete esaurienti. Per fermare l'arrivo dei boss, ora la parola passa al Consiglio. La decisione dei capigruppo all'unanimità. Martedì 24 la discussione delle mozioni. Anche le ACLI aderiscono alla manifestazione di piazza del 28 indetta da Tone. RVM, ultimo via libera dal Ministero per l'ampliamento della fabbrica di armi. Ecco che
la zona veloce, è una commissariato della regione, quindi come sul ministero ha approvato un abuso edilizio che ha fatto già, già RVM, che naturalmente posso usarlo mortale, se abuso edilizio, praticamente prevede la demolizione oppure multa che non è sanabile, ma questo è proprio sanabile, invece a RVM non solo l'hanno concessa la sanatoria, ma l'hanno concessa che non è nessun onere a carico. Si è conclusa con l'applicazione della sentenza del TAR Sardegna dello scorso 15 ottobre la vicenda legata alle autorizzazioni ambientali per la RVM, la fabbrica di bombe, droni, mine navali e proiettili d'artiglieria di Domus di proprietà della multinazionale tedesca Rheinmetall. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti approvato la procedura di valutazione di impatto ambientale VIA relativa ai lavori di ampliamento già realizzati. In effetti Todde riti negata questa approvazione e quindi il governo ha nominato un commissario ad acta. Via libera al rilancio della RVM, questo è il Satiro Giornale, questa è l'Unione Sarda, conduita in Nuova Sardegna, sì del Ministero e gli ampliamenti saranno inseriti nel ciclo produttivo, cioè, quindi los abusos e sanatos e ritennitos regolares a Chimol Bombas. Pochi posti e prezzi alti e polemica, siamo di aereo, continua la carenza di biglietti quasi introvabili sulla tratta Cagliari-Milano. E no, che è una penitenza questa, e poi che sono bene scazzanne a Ryanair che commentamos già fa che non lo comprendo, che in questo sbattere aeroplanello che costano un sacco di denari. Adesso usate la scompanzia. Il pecorino fa rotta verso l'Australia, risorse europee per la promozione. Pronto a partire un nuovo progetto internazionale, il Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano DOP, con la trasmissione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni dell'UE, ha avviato la procedura di selezione dell'organismo di esecuzione del programma di informazione e di promozione dei prodotti agricoli in Australia. La descrizione dettagliata e i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di selezione sono stati pubblicati nella www.pecorinoromano.com. L'obiettivo del consorzio di tutela rientra in quello più generale dell'UE di rafforzare l'immagine, la competitività, la riconoscibilità e il consumo dei prodotti agroalimentari europei sul mercato australiano, in particolare diffondendo tra i consumatori la conoscenza dei valori e dei requisiti di qualità e di sicurezza alimentare espressi dal sistema comunitario delle denominazioni di origine, e cioè adesso prodotto il DOP. Illuminazione pubblica più efficiente, bando regionale da 14 milioni di euro. Online la graduatoria delle domande ammesse. È online la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento per la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica. Si è infatti conclusa la fase di votazione delle domande relative all'avviso che mette in campo una dotazione di 14 milioni di euro. L'intervento rivolto a comuni, province, città metropolitane, università, consorzi industriali, eccetera, eccetera, però non veste l'elenco del Sarvide, a chi vi rientrano, magari poi hanno da consultare, poi delle esibeste vizi. Allora, il Consiglio si unisce contro il 41 bis, questa unione, la legge stessa nuova, questi articoli, il 24 di questo mese, il testo da spedire alle Camere e il 26 arriva Conte, arriva Conte, il problema è risolto, chissà che va fatto una cella che lo pone dentro. Il Consiglio regionale si prepara
a proporre unitariamente al Parlamento, scusate, il no della Sardegna al trasferimento nell'isola dei detenuti più pericolosi. Allora, no, che abbiamo redditi. I più ricchi sono nel campo largo, pubblicate nel Buras le dichiarazioni 2025 dell'Assemblea Sarda e della Giunta Todde. Vabbè, non ha fuggito in tubo. ASL di Cagliari e Olbia, imminenti le nomine dei DG, queste sono solo Zappulo, da chi Todde sta aspettando a ponere. La Giunta potrebbe provvedere nelle prossime ore Cannas o Azzurri verso l'azienda 8. Non c'è più tempo. Nelle due ASL rimaste senza direttore generale, Cagliari e Olbia, sta per scadere il mandato dei facenti funzioni, cioè dei dirigenti che ne hanno assunto la guida dopo la revoca del mandato ai commissari lo scorso 23 dicembre. Il 31 gennaio la Giunta ha nominato 9 manager su 12. A gennaio Flavio Sensi è stato reintegrato al timone dell'azienda di Sassari, ma a Cagliari e Olbia sono rimasti in carica ancora i sostituti. Lo saranno fino al 22 febbraio. Vabbè. Sardegna sempre più single, meno matrimoni, addio figli. Single, Fizzo non ne ha che. Scende ancora il tasso di natalità, l'esperto all'orizzonte un nuovo calo. Per la prima volta i celibi superano i coniugati, il declino delle famiglie. L'isola, un'isola ormai a misura di single, l'inversione di tendenza è già in atto, non da poco tempo, e il sorpasso è avvenuto e consolidato. In Sardegna quelli mai sposati sono superiori a quelli attualmente uniti in matrimonio, ma è sempre più crescente anche il dato dei single puri che in attesa a circa che si attesta, mi è mancata una T, si attesta a circa 280.000, sostanzialmente un sardo ogni 5,6, tutt'altro che pochi. Fino a non molto tempo fa, formare una famiglia era la priorità assieme al posto fisso. Ora non è più così, per diversi motivi. Nell'isola, come evidenziano i dati Istat, dal 2022 si è assistito ad un passaggio di consegne per certi versi storico. Chi è nubile o celibe ha superato chi è coniugato. Oia. Giovani fino a 50 anni, rimandiamo di continuo le scelte impegnative. Quindi niente famiglia. Bilocali, ecco le conseguenze, quindi bilocali, monoporzioni e bollette. Il mercato si adatta alla vita da soli. Cibo, elettricità, gas crescono le spese di chi abita per conto suo. La sociologa, mutazione profonda in atto, attenti alle nuove fragilità, cioè quindi problema pure fragilità, i dimos non pago come sono lo stempolo, nubili celibi 715.000, coniugati 679.000, divorziati 58.000, vedovi 118.000, unioni civili 691, cioè non sono 690, non 1000, 691. Totali abitanti 1.570.457. Una persona su 6 vive nei piccoli comuni. Report ANCI. Meno caotici delle città, soffrono però una carenza di servizi essenziali. Una persona su 6, non so poco. In Italia una persona su 6 vive in un piccolo comune, sono infatti 9,6 milioni di cittadini residenti in 5.521 paesi sotto i 5.000 abitanti, cioè il 16,4% della popolazione nazionale. Questo spero era un dato italiano nazionale che subito. Andiamo alla politica internazionale.
Italia al board di pace. Tra le polemiche, è chiaro, si pone a fare che sul Serraccheggio, a Baureabba, a Somulino de Trump, ma il vertice di Washington attira le critiche delle opposizioni. Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento. Ha confermato la partecipazione al Parlamento, vabbè, insomma, no, al Parlamento, la partecipazione all'Italia al board, al board of Pace. L'Italia ha accettato l'invito della Casa Bianca e giovedì sarà alla prima riunione del board of Pace a Washington come paese osservatore e in nome dell'obiettivo più alto della pace. Antonio Tajani ha confermato al Parlamento in 5 ore, tanto dura la doppia audizione tra Camera e Senato, che si conclude con un voto solo a Montecitorio. Le comunicazioni sono davanti alle commissioni perché l'Aula non è convocata questa settimana. Quindi noi di fronte a Saula, ma di fronte a SAS commissione. Energie, cioè scusa, Fergi, devo guardare adesso caso Epstein. Fergi informata, questa Fergi è ex moglie di Andrea Munt, del suo principe praticamente, del suo principe Andrea, che è stato isprincipato come. Fergi informava Epstein sul weekend di sesso di sua figlia, Pottischile. A pochi giorni dalla sua deposizione sul caso Jeffrey Epstein a Capitol Hill, prevista per il 26, il giorno dopo, per il 26, il giorno dopo deporrà suo marito, l'ex presidente Bill Hillary Clinton. Allora, pochi giorni dalla sua deposizione sul caso Jeffrey Epstein a Capitol Hill, prevista per il 26, il giorno dopo deporrà suo marito, l'ex presidente Hillary Clinton. Vabbè. L'ex presidente Bill deporrà Hillary Clinton, contrattacca e accusa Donald Trump di aver insabbiato i documenti sul finanziere pedofilo. In una intervista alla BBC, dopo il suo durissimo intervento alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove ha accusato il presidente americano di aver tradito l'Occidente, Hillary Clinton ha esortato l'amministrazione a pubblicare tutti i documenti sul mostro, sostenendo che stanno procedendo a rilento. E intanto non c'è pace per la famiglia reale britannica. L'ex duchessa di York, Sarah Ferguson, è in una posizione sempre più critica. I suoi rapporti col finanziere hanno trascinato nello scandalo anche le due figlie, Beatrice e Eugenie, soprattutto per la mail inviata ad Epstein nel 2009 dopo la condanna per prostituzione femminile, in cui Sara parla di un weekend di sesso della sua figlia più piccola, Eugenie, allora 19enne, con un ragazzo affascinante. Oh, yeah. Quell'anno, 5 giorni dopo la sua scarcerazione, Epstein fu raggiunto, eccetera, eccetera. Oh, yeah. Ja siamo a posto. Bacca su Umane. Gaza, l'Italia sarà al board of pace, opposizione all'attacco, Canara testo, una beffa. Alla Camera la maggioranza vota sì, Tajani non ci sono alternative. Iran-USA, buoni progressi nei colloqui a Ginevra. Gli emissari di Teheran parlano di atmosfera costruttiva, ma Khamenei minaccia le forze americane. Khamenei, possiamo dire, Ramatalla fa attaccare la lotta. Ci sarebbero buoni progressi dopo il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, andati in scena a Ginevra con la mediazione dell'Oman.
è quanto ha affermato Teheran tramite il ministro degli esteri Abbas Araghchi. Il titolare della diplomazia iraniana ha parlato di atmosfera costruttiva, ma che sia gai. Speriamo che in questo abbiamo terminato il novella di oggi e non damos appuntamento torna a casa. Poniamo la sigla tancatura, non va saluto da parte di nessuno e quindi andiamo a tancare. Ecco, adesso è cominciata la musica della cominciamo con. Quindi l'appuntamento inveniente è a si sfilata a sabato 21 e poi viene la zappata e dozza a pentolaccia in italiano a posto spizzino. A mezzo vedere di Abbonatotto da EBC TV. Adioso e menzoso a casa.